Si vola sopra il fiume Hudson, New York City. Manovre e motori guidate con 2 maniglie. Il pilota dentro un giroscopio simula tutte le direzioni possibili. Tuta, zaino e occhiali creano la realtà virtuale. Il viaggio può iniziare. Volare è sempre stato il gioco, il sogno di tutti, credo, e ci siamo riusciti, siamo soddisfatti, adesso non possiamo che migliorare. Così l'uomo vitruviano, Veneto e 4.0, suggestione leonardesca, una struttura alta quasi 3 metri, sviluppata da un team di 10 aziende, 2 californiane, 8 del territorio. Aziende venete coordinate da Fab Lab Network, partite da zero e da ambiti differenti, hanno condiviso il loro know-how dal disegno meccanico alla meccanica di precisione. Il Vitruvian Game è una sintesi tra innovazione e sapere artigiano. Quanto è diversa dall'attività che fa tutti i giorni? Non tanto, non è molto distante. Diciamo che negli ultimi 5 anni abbiamo preso un'altra strada, che è quella del complemento d'arredo di interni e per esterni, che produciamo in Italia e vendiamo 93% all'estero. Crediamo molto nel Made in Veneto e vogliamo essere protagonisti nei prossimi 50 anni dell'innovazione tecnologica. Come un appello a fare sintesi, a fare rete, sempre più indispensabile, specie per le realtà imprenditoriali più piccole, nella tecnologia e nell'innovazione c'è il futuro. E anche una declinazione della nostra città, dice l'assessore Marcato. Padova può diventare il polo dell'innovazione e della ricerca d'Italia? Io credo di sì, perché abbiamo tutto. Può essere la zona della Fiera di Padova, secondo me è un sito interessante. Su questo, se superiamo, sta sindrome di mettere per forza il cappeo sopra, come si dice qua, io sono assolutamente ottimista. Se si svilupperà questa attitudine lo si capirà anche dal Digital Meet in città dal 19 al 22 ottobre. È il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per imprese e cittadini. Cittadini che potranno testare il simulatore, sarà posizionato tra Palazzo Moroni e il Bo. Il prossimo sabato pomeriggio si può prenotare il viaggio sul sito di Fab Lab. È un prototipo, questo pronto a sbancare la Maker Faire di Roma e rappresenterà proprio la voglia di fare rete delle realtà venete, pronte dall'anno prossimo a declinare il Vitruvian Game. Simulerà anche viaggi in moto nello spazio. Quanto di innovativo arriverà dalla creatività e dal sapere artigiano del territorio. Il volo, insomma, è appena iniziato.